Oggi si celebra San Carlo Borromeo. Il nome Carlo ha origine tedesca e significa uomo libero. Oggi 4 novembre si celebra la giornata dell'unità nazionale delle forze armate. La giornata è volta a ricordare e celebrare l'armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che sancì la resa dell'impero austro-ungarico e la conclusione con esito vittorioso per l'Italia della Prima Guerra Mondiale. Cortei istituzionali e manifestazioni rappresentano un'occasione per riflettere sulla storia del nostro Paese e condividere i valori fondanti della Repubblica Italiana. Se c'è ancora qualcuno che dubita che l'America non sia un luogo nel quale nulla è impossibile, che ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte ha avuto le risposte che cercava. Sono le parole di Barack Obama, le prime pronunciate il 4 novembre 2008 dal 44esimo presidente degli Stati Uniti, il primo afroamericano a diventare il principale inquilino della Casa Bianca. Ma sapete qual è l'elemento principale su cui si basa la vita? Alcuni scienziati ipotizzano che il silicio possa costituire una biologia alternativa. Tuttavia, il carbonio è l'unico elemento in grado di combinarsi con tanti altri tipi di atomi e formare le complesse molecole della vita, come le molecole organiche, essenziali per fornire un costante apporto di energia e materie prime agli organismi, che le trasformano attraverso innumerevoli reazioni chimiche. Buongiorno ai 12. Oggi Luna, Giove e Venere non vanno proprio d'accordo tra di loro. Cosa accade nello zodiaco tra le signore dei pianeti e il grande re dell'Olimpo? Scopriamolo insieme. Ariete, la Luna è proprio vostra ospite, si oppone pesantemente a Venere e proprio non riesce a trovare la quadra per accomodarsi con Giove, il che significa che ci sono delle scomodità in amore, delle cose che ancora non si sintetizzano, delle cose che ancora non vanno a compimento. Di questo sarà utile parlarne con il partner. Toro. Per voi oggi Venere è un pochino problematica, anche la Luna, che è un pianeta che vi riguarda molto, ed entrambe quadrano a Giove. Un desiderio di incontentabilità vi pervade, voi che siete sempre così volitivi, avete bisogno di grande attenzione, di grande amore e soprattutto di sapere che il lavoro vi garantisce in maniera stabile. Gemelli. A proposito di stabilità, oggi c'è un'opposizione Urano-Marte veramente molto evidente e pesante nel vostro cielo, si oppone anche al vostro pianeta Mercurio. Urano pretende delle condizioni e dei cambiamenti che siano a vostra misura. Forse dovreste ripensare un po' all'ambiente in cui vi muovete, perché anche se le vostre proposte sono quelle giuste, probabilmente vi rivolgete all'interlocutore sbagliato. Cancro, la Luna, la vostra signora, oggi opposta a Venere e quadrata a Giove nei vostri gradi. Anche per voi c'è questo desiderio di avere di più, di avere delle certezze, soprattutto proprio dai sentimenti che possono sembrarvi lontani per ora, sentimenti che non dialogano in maniera comprensiva o lontananze che derivano dal lavoro o dalla casa. Leone. Per voi oggi, seppure la Luna in trigono e Venere è favorevole, le due signore litigano e Giove non le fa accontentare. Sembrate stare sospesi ad aspettare un nulla osta che dovrebbe arrivare per facilitarvi la vita. E beh, questo accadrà. Marte comincia a strizzarvi l'occhio, è di nuovo tempo di passione. Vergine, per voi oggi la giornata sembra esente da tutte le baruffe che i pianeti dello zodiaco hanno in serbo per voi. Mercurio un po' preoccupante, non vi fa trovare le parole giuste e anche le persone a volte si confonde e annebbia un po' quel Nettuno che, tornato in opposizione, sembra volervi dire che forse state sbagliando qualcosa.
Bilancia, per voi oggi Venere disputa le sue ragioni con Luna e Giove. Volete accelerare, volete sintetizzare, avete delle scadenze, non sempre vi sentite seguiti adeguatamente, il che deve cambiare anche in amore. C'è qualche ripensamento, Scorpione. Per voi oggi il Sole comincia di nuovo a dialogare con gli altri pianeti, seppure ha disposto effetti molto deboli per adesso e non vi corrobora dell'energia di cui avete bisogno, presto cambieranno un po' di cose. Marte sta per uscire dal vostro segno zodiacale, quindi andrete incontro a un periodo di alleggerimento. Sagittario, Marte è sulla soglia dei vostri gradi zodiacali, Mercurio invece si dà da fare con Saturno e Nettuno, il che vi fa pensare che sta arrivando finalmente l'occasione giusta. Siete entusiasti anche in mezzo a mille difficoltà, nulla vi farà cambiare idea o cambiare direzioni, perseverate. Capricorno, sembra che il vostro cielo abbia proprio deciso di darvi da fare. Saturno, infatti, sta varando delle nuove politiche per voi, delle politiche d'azione e di risoluzione. Forse dovrete prendere delle decisioni drastiche che riguardano qualche dipendente o collaboratore e probabilmente nelle passioni c'è un momento di maggiore empatia. Acquario, Plutone nei vostri gradi sembra il grande regista che regola un po' le attività di tutti gli altri pianeti. Marte comincia già a starvi simpatico e a creare per voi delle occasioni più passionali, coinvolgenti e rocambolesche, originali come piacciono a voi. Urano, il vostro pianeta, sta dettando legge. Pesci, per voi oggi la natura attiva di Marte e Mercurio e quella di Urano vi faranno essere molto più veloci, puntuali, sul pezzo e decisamente più attenti a tutta una serie di esigenze familiari e affettive, in amore e anche al lavoro. La combinazione Saturno e Nettuno nei vostri gradi parla sia di grande oggettività ma anche di grande sentimento. Firenze, autunno del 1966. Un'ondata di maltempo che investe da giorni l'intera penisola, riserva alla Toscana e in particolare alla provincia di Firenze i suoi effetti più disastrosi. La sera del 3 novembre il livello dell'Arno inizia a salire pericolosamente. La città, colpita da un'ondata di piena, si risveglia il 4 novembre sotto 5 metri d'acqua. Oltre alle vittime, 34 in tutto, si contano ingenti danni alle infrastrutture e agli edifici. Ma quante possibilità ha una palla di neve di sopravvivere all'inferno? Praticamente nessuna. E questo è il senso dell'espressione a snowball's chance in hell, letteralmente traducibile con una palla di neve all'inferno, che si utilizza per sottolineare la benché minima probabilità di riuscire in un'impresa. Il matto del giorno è la filosofa francese Simone Weil. L'ultimo atto della sua esistenza è la stesura di un programma con cui intende contrastare la brutalità della guerra. La filosofa immagina di creare un corpo speciale di crocerossine da inviare sul terreno di guerra, in prima linea. Un'idea ritenuta folle, tant'è vero che non viene realizzata. Quando Charles de Gaulle legge che occorrerà paracadutare le infermiere in divisa bianca sul campo di battaglia, esclama: "È pazza". Ci salutiamo con la frase del giorno. Un grande errore è quello di credersi più di ciò che si è e stimarsi meno di ciò che si vale. Buona giornata dalla vostra Martina.